Altro appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario di Paternò e Giarre è la sfida del Falcone Borsellino, che vale il 10° appuntamento del girone d'andata, una delle classiche più intramontabili del calcio siciliano. Paternò che svolta affidandosi alle cure del nuovo tecnico Gaetano Catalano, chiamato a sostituire il dimissionario Pippo Strano, ma che non stravolge il suo 11 tipo. Davanti a Ferla retroguardia composta da Santa Paola, Raimondi, Bontempo e Coniglione. A centrocampo Privitera e Truglio dirigono il traffico, sulle corsie Passigui e La Piana, tandem d'attacco Cucuzza-Carioto. Il confronto è a specchio anche nell'atteggiamento tattico. Giuseppe Anastasi ripropone colonna tra i pali, Curcuruto e Urso ai lati di Trovato e Pettinato. A centrocampo l'assenza per squalifica di Fabio Arena obbliga Anastasi al tandem di mediani Capitao Marrone con Giuffrida e Aidala. Sugli esterni in attacco invece ritorna Leotta dal primo minuto, affiancato al capocannoniere Simone Abate. Direttore di gara designato il signor Esposito della sezione di Ercolano, coadiuvato dagli assistenti Artellini di Ragusa e Vasquez di Siracusa. Prima parte del confronto molto equilibrata, Giarre che si fa preferire in fase di palleggio, Paternò ficcante negli spazi concessi dai gialloblu. Al 6° punizione di Urso, Ferla è abile a smanacciare. Al 9° batti e ribatti nell'area di rigore del Giarre, irrompe Cucuzza, la cui conclusione si spegne di poco a lato. Superato il quarto d'ora del match, il Paternò si presenta dalle parti gialloblu con La Piana, impreciso nel suo traversone, e al 19° con il destro di Cucuzza, che prende le misure della porta difesa da Colonna. Allo scoccare del 22° giro di lancette, l'episodio che cambia inerzia al match. Ai 20 metri palla Cucuzza, chirurgica la conclusione del numero 10 rosso-azzurro, abile a lasciar partire la saetta che si insacca all'angolino. Al giro di boa della prima frazione di gioco il Paternò mette quindi la freccia e sfiora il raddoppio al 25° sugli sviluppi di una palla inattiva con la sponda di Bontempo che premia il colpo di testa di Raimondi di poco a lato. Alla mezz'ora velenosa la conclusione di Passigui sul primo palo di Colonna che vede lambire la sfera sul fondo. Il Giarre prova a fare male al 37° con la conclusione di Giuffrida che si spegne docile tra i guantoni di Ferla. Non accade più nulla sino al duplice fischio di Esposito che manda le squadre negli spogliatoi. Seconda frazione di gioco più frizzante. Al 5° Privitera da posizione favorevole non trova la porta. Sempre sul calcio piazzato, Urso impegna Ferla alla parata coi pugni. Ospiti che all'11° su angolo dalla destra, battuto da Leotta, provano a fare male ma Ferla è un baluardo difficile da espugnare. Azione che sfuma poi con la conclusione di Giuffrida. Al 10° Anastasi inserisce Mirabella al fianco di Abate. Proprio Mirabella si rivela prezioso al quarto d'ora in fase di assistenza per la rete gialloblu che spara a salve con l'attento Ferla che agguanta la sfera. Al 24° conclusione non irresistibile di Capitao, deviata da Ferla in angolo. Con il Giarre proteso tutto in avanti, il Paternò sfiora il raddoppio. Cost to cost di Santa Paola, Passigui tutto solo sul fronte opposto, ma Colonna è decisivo a tu per tu e salva la porta gialloblu dal raddoppio. Paternò che non chiude il conto, Giarre che crede nel pareggio e lo sfiora ripetutamente. Al 27° dai e vai tra Mirabella e Leotta, conclusione a giro dell'esterno gialloblu per la parata di Ferla in 2 tempi. Ma è al 33° che i gialloblu meriterebbero miglior sorte. Parabola di Urso che si stampa sul palo alla destra di Ferla che nel tapin abbassa la saracinesca sulla conclusione di Mirabella. Ospiti stoppati dal palo, padroni di casa che in campo aperto falliscono a più riprese il colpo del knockout. Al 40° scapellato e impreciso sotto porta, 1 minuto dopo Colonna è provvidenziale su Privitera e in pieno recupero lo slalom di Cucuzza è quasi gigante con il destro che va d'un soffio al lato. Allo scoccare dei 4 minuti di recupero, game over al Falcone Borsellino tra Paternò e Giarre, prima battuta d'arresto per i gialloblu di Giuseppe Anastasi, primi 3 punti per il Paternò targato catalano, una sfida che è pronta a rinnovarsi tra 3 giorni per il return match di Coppa Italia, laddove in ballo c'è il pass per la semifinale regionale.